famiglia su 5 in provincia non rientra nel nuovo limite dei 20.000 euro imposto dalla riforma delle case popolari. Situazioni paradossali denunciate dai sindacati di Rovigo. La riforma regionale Ater, che ha portato all'aumento degli affitti delle case popolari, avrà pesanti ricadute nel tessuto sociale del Polesine. A lanciare l'allarme e prendere le parti degli inquilini a rischio sfratto sono i sindacati della provincia di Rovigo. Dal 1 luglio sono infatti entrati in vigore nuovi canoni che risultano, nei casi limite, addirittura triplicati, con famiglie in protesta che giurano di non farcela a pagare. L'errore per i sindacati è stato quello di non coinvolgere nella stesura della norma chi realmente ha a che fare con queste tematiche. Tutto l'iter per arrivare a novembre 2017, al momento dell'approvazione di questa legge, ha visto escluse completamente, se non come uditrici, le forze sociali presenti sul territorio, che sono quelle poi che di fatto hanno il polso della situazione. Quindi a partire dal SUNIA noi abbiamo partecipato a diversi incontri, ma solo ad ascoltare quello che ci diceva la Giunta. Detto questo, le ricadute sono abbastanza pesanti. Nella provincia ci sono oltre 3.700 abitazioni Ater che negli anni hanno subito interventi di straordinaria manutenzione, lavori che dovrebbero essere a carico della proprietà e che invece sono stati pagati dagli inquilini. Loro hanno applicato un algoritmo, chiamiamolo così, una formula che neanche un ingegnere nucleare riesce a capire come venga determinata. Tra questo uno dei punti fondamentali è il valore OMMI, sarebbe l'osservatorio mobiliare italiano che determina poi i meccanismi dello stato di conservazione delle abitazioni. Per Rovigo, ma credo che sia uguale a livello regionale, il valore OMMI è uguale, normale per tutti. Non può essere così. Il nuovo importo dei canoni è parametrato alla situazione economica del beneficiario e vuole così scovare i furbetti. Non è più quindi calcolato in base alla denuncia del reddito, ma in base all'ISEE-ERP. Tuttavia, per i sindacati sta facendo più danni che altro. Immettere il 20.000 euro di ISEE-ERP per restare dentro la casa popolare, perché chi supera i 20.000 euro di ISEE-ERP nei 2 anni successivi o rientra o ha l'atto di decadenza, quindi non può più rimanere all'interno dell'abitazione. C'è quindi il rischio di incorrere in morosità o che gli inquilini si rivolgano al mercato privato. Un quinto delle famiglie attualmente ospitate risultano superare i 20.000 euro limite, situazioni paradossali dovute anche al conteggio dei beni immobili. Una persona ha lavorato una vita, prende 40.000 euro di TFR, cioè dopo 2 anni se non si mette in regola, quindi straccia i soldi perché altrimenti non rientra nei parametri dell'affitto, mi sembra una cosa folle.